Poco edificante sul piano della forma la 3 giorni supplementare del calciomercato. Davanti alla sede del Totocalcio una marea di operatori. Ma non sono fuori legge, dato che le norme impongono le contrattazioni all'interno delle sedi federali e sociali. Franco Janic nega. Passiamo a prendere il fresco, non far trattative, il che è differente. Ecco, credo che le trattative siano tutte forti svolte all'interno, difatti non mi risulta che ci sia nessun contratto in atto né su tetti di macchina né su marciapiedi, quindi Bruno. Comunque voi direttori sportivi siete stati un momentino a disagio, no? Nell'essere costretti in locali se non altro nuovi rispetto alle vostre abitudini, oppure tutto è stato regolare? No, non è tanto per i locali nuovi quanto per un'abitudine un po' differente. Ecco, prima c'era una forma di trattativa forse un po' più simpatica, qua è un po' abbastanza più incasinata. Mi auguro che sia l'ultimo anno che si verificano queste cose, che il prossimo anno ci siano nuovi aspetti, nuove soluzioni, meno da marciapiede, senza voler usare brutti termini. Non tutti l'hanno presa con lo spirito di Janic. Caldo, confusione, bilanci impossibili da far quadrare hanno fatto saltare i nervi a qualcuno. Io non accetto questo insulto che ci hanno portato in un carro bestiame, questo è solo un carro bestiame. Io dico che il calcio andando così finisce. Non si può trattare gente che viene da 1000 chilometri di distanza in una condizione simile, che sono 3-4 giorni che ci scoppia la testa. Stavamo in un albergo, non rubavamo a nessuno, eravamo lì controllati, adesso qui ci sono di tutti i specie, dai ladri a quelli che vendono la droga, a quelli che fanno la mediazione, ce n'è di tutti i colori, guarda un po' in giro. Fico, presidente del Taranto, ha detto la sua. In effetti nel gran caos del Totocalcio se ne son viste di tutti i colori. Anonimi curiosi, intrufolatisi facilmente, hanno perfino scoperto che attraverso i telefoni abilitati alla teleselezione per gli operatori potevano aver notizie gratuite di mogli e figli in vacanza. I semi-pro versano calde lacrime sulle nuove norme che vietano il trasferimento di calciatori tra squadre di Serie D all'infuori della propria regione o province limitrofe. Dice Cocuzza del Toscania. Ci troviamo davanti a delle richieste di calciatori che invece non possono uscire dall'ambito regionale e per quanto dico regione dico anche le zone limitrofe alla regione stessa. Il mercato è piuttosto difficile, abbiamo trovato un'altra forma per intralciare ancora di più i trasferimenti. Demoralizza in questo caso l'entusiasmo, la generosità da parte dei presidenti. Spanio rappresenta il calciatore lasciato a spasso. Inconsueto il modo attraverso il quale ha appreso di non servire più al Varese. Ho letto sul giornale che a un certo punto il Varese non mi ha convocato e a un certo punto mi sono premunito subito di venire qui per sapere dalla mia società che intenzioni hanno. È un minimo di stipendio. Adesso mi trovo che non mi posso allenare o dovrò chiedere al Padova, dove abito attualmente, di allenarmi e mi daranno il minimo di stipendio. Come Spanio, parecchi altri giocatori, anche di nome, Giuliano, Prati, Bedin, Zigoni, Merlo. Nessuno lo nomina, ma è campana agli occhi di tutta la gente che suda, impreca, maledice, non combina niente, il principale responsabile del disagio generale. L'avvocato dell'AIC non batte ciglio, è in una posizione di forza per la debolezza degli altri e non scende in polemica. Nonostante i lamenti generali, di affari anche interessanti se ne sono conclusi dal prima Argentina a venerdì sera. Scoprire dove gli accordi siano stati raggiunti è un po' più difficile, anche se tutti si dichiarano in regola, come fa a Gradi, general manager del Catanzaro, molto attivo con gli acquisti di Sabadini, Turone, Orazzi, Mattolini. Dimmi la verità, le tue trattative, i tuoi affari, dove li hai conclusi? La verità? Tutte qui alla Lega. Il re del campionato è stato anche re del mercato. Paolo Rossi è rimasto al Vicenza. Nella busta di farina oltre 2,5 miliardi, in quella di Boniperti molto ma molto meno. Juve sdegnata fuori dal mercato e Lanerossi costretto a disfarsi di Leli e del motorino Filippi, finito in extremis al sempre ambizioso Napoli assieme a Caso, Castellini, Caporale, Pellegrini. Un altro re, quello di Crocefieschi, Roberto Pruzzo, è andato ad alimentare i sogni della Roma a coronamento di un colossale affare nel quale sono entrati Bruno Conti, Musiello, Dorizzi, che Sogliano ha portato al Genoa assieme a parecchi altri. L'Inter ha puntato tutto sui giovani e con gli arrivi di Beccalossi e del costosissimo Pasinato ha dato a Bersellini un organico decisamente interessante,
tale da consentire ai tifosi nerazzurri speranze di ritorno nelle zone nobili della classifica, per la quale si candidano ancora l'immutata Juventus e un Torino col solo Onofri nuovo. Con Novellino il Milan ha acquistato estro e classe, con De Vecchi ritmo e continuità. Per cullare ambizioni in linea con la loro grande tradizione, i rossoneri avevano però bisogno di qualcosa in più. Ecco allora che c'è il boom dell'ultima ora. A tempo praticamente scaduto, Sandro Vitali e Felice Colombo escono dalla sede della Lega e ufficializzano l'ultimo affare. Tutti sappiamo che avevamo bisogno di un centravanti. Il giocatore che ci serviva di più era stato Pruzzo inizialmente, poi noi seguivamo molto Chiodi. Chiodi è un ragazzo di 20 anni, è un ragazzo che ci dà dei vantaggi perché è giovanissimo. Abbiamo fatto dei sacrifici finanziari, il Presidente ha fatto dei grossi sacrifici finanziari e penso a questo punto di avere una squadra competitiva per poter vincere lo scudetto. Lei è d'accordo, Presidente? Punterete in alto? Ma io sono d'accordo, lo spero senz'altro di poter puntare in alto, anche perché con l'arrivo appunto di Novellino, De Vecchi e Chiodi abbiamo migliorato senz'altro la squadra dell'anno scorso, visto che l'anno scorso, specialmente nell'andata, a momenti facevamo il colpo. Quest'anno avremo senz'altro molte più probabilità. Se Dio vuole, è finita. Il calciomercato così concepito, forse non lo vedremo più. Senta, dottor Carlo, lei si è dimesso dalla Lega dopo il caso Rossi, cioè la valutazione esagerata di Rossi. Però poi sembra di capire dagli sviluppi delle cose che forse c'erano altri motivi anche più profondi che l'hanno spinta a questo, quei motivi che sono scoppiati con questo caso e che l'hanno anche spinta a fare un richiamo serio, cioè che non si ripetono più i baracconi di una volta. Ma no, io mi sono dimesso dalla Lega per i motivi che ho elencato in una lettera che ormai è vecchia, ma che comunque quelli erano i motivi veri e reali. Il richiamo al rispetto del regolamento era doveroso, già che non si può, penso, far finta che non sia successo nulla quando il 4 luglio il pretore ha mandato i carabinieri in un albergo e quando poi il 7 luglio ha fatto una certa ordinanza e quando poi l'8 ha fatto degli avvisi di reato. Il fatto che il governo ci abbia aiutato a risolvere questo problema non ci esime dal fatto di renderci conto che forse certe abitudini, che pure hanno una loro motivazione, che pure forse erano comode eccetera, debbono essere cambiate e dovremmo, credo, fare uno sforzo di buona volontà tutti e anche di fantasia per cercare di pensare a un calcio un po' diverso sotto questo punto di vista. In questa situazione sono venuti fuori i debiti delle società, 150 miliardi. Pare che nessun calcio europeo abbia, nessuna società, le altre società degli altri paesi non hanno un debito così grande. Sono bilanci gonfiati perché c'era un'abitudine dei presidenti, diciamo così, a un'amministrazione un po', diciamo, leggera, oppure è un male che ci portiamo dietro perché abbiamo adeguato troppo tardi cioè il calcio all'industria che è? Ma no, la realtà è che intanto l'indebitamento di tutto il calcio, compreso i professionisti e i semiprofessionisti, nei confronti delle banche è inferiore ai 100 miliardi, perciò non esageriamo con le cifre. Le cause di questo indebitamento sono, direi, due. Primo, un'abitudine di spendere un po' di più di quello che si incassa, qualsiasi sia il livello che si è incassato, e perciò questo è un fatto che si è accumulato negli anni. E poi perché il calcio, quando è diventato un'attività professionistica, ha avuto un capitale di esercizio iniziale troppo basso, ha sempre fatto ricorso al credito e pertanto ha pagato cospicui interessi, così come li sta continuando a pagare ora. Qualcuno della Lega ha detto che lei è stato sempre troppo tenero col sindacato calciatori e con Campana, e forse lei, invece che al passo con i tempi, e i presidenti di certe società un po' indietro con i tempi. No, io credo che i presidenti di società hanno le loro ragioni, hanno dei grandi meriti, perché non dimentichiamoci che se il calcio funziona è anche merito e soprattutto di questi presidenti di società. Io personalmente ho ritenuto che non come Campana, ma il rappresentante dei calciatori costituisca una componente della quale vada tenuto conto. Questo